Siamo a Vallebbecchia oggi per un convegno che noi riteniamo di particolare rilevanza perché cerchiamo di evidenziare come sia importante portare l'agricoltura ad essere sostenibile e con le sperimentazioni fatte di lungo periodo da Veneto Agricoltura abbiamo individuato un pacchetto di pratiche agricole sinergiche che rendono la coltivazione delle culture, le rotazioni sostenibili e cerchiamo di descrivere oggi agli agricoltori, ai tecnici, come questo pacchetto possa essere realizzato con beneficio per gli agricoltori e per la collettività in senso generale. Non solo, oggi cerchiamo di far vedere come il progetto LENS, che gode anche del contributo di Veneto Agricoltura, contributo tecnico di Veneto Agricoltura, possa aiutare gli agricoltori a passare da un'agricoltura convenzionale a un'agricoltura rigenerativa sostenibile. Quindi viene presentato anche come accedere a questo progetto e ad avere anche dei contributi per aiutare le aziende in questa fase di cambiamento. E per ultimo andremo in campo a vedere concretamente con delle macchine in movimento come dopo una copertura far partire una nuova coltura da reddito in modo efficace e con costi bassi. Questo è un problema che le aziende che non hanno esperienza devono risolvere e cerchiamo con dimostrazioni tecniche e pratiche di far vedere come fare.